Al Vai. telefono Gina, che con Alessio fa parte di questa azienda straordinaria che è l'apicoltura Marangon Alessio, perché ancora una volta ci avete sbalordito, avete vinto un premio al Grit Taste 2023 tra le bevande più prestigiose del mondo con il vostro miele di Amorfa. Spiegaci un pochino cosa hai fatto, Gina. Allora, come sempre, salve a tutti intanto, grazie dei complimenti Leandro. Meritati. Sì, stavo dicendo che come sempre noi crediamo tantissimo nel nostro prodotto, stiamo lavorando duramente per riuscire a farlo diventare un mestiere in tutti i sensi. E certo che quando partecipiamo ai concorsi lo facciamo più che altro perché ce lo dicono gli amici, non tanto perché ci sentiamo vincitori o migliori degli altri, assolutamente. Però poi dopo le cose si rivelano in realtà per quello che sono. Noi abbiamo partecipato al concorso dei grandi mieli d'Italia, sempre così per scherzo, avendo vinto la Goccia d'Oro nel 2020. E quest'inverno, con l'amicizia insomma, che ci lega a Mister Caffè di Taglio di Po, un altro prodotto eccellente del nostro territorio, che aveva già partecipato precedentemente, aveva vinto anche lui le stelle. Ci ha detto dai ragazzi, partecipate col miele che sicuramente guardate avete un futuro, provate. Lui ce l'ha detto così, anche lui per scherzo, gli abbiamo creduto, abbiamo mandato il nostro miele di Amorfa, che è quello con cui abbiamo vinto anche la Goccia d'Oro, ed è il miele diciamo più caratteristico della zona del delta, perché è una pianta proprio spontanea infestante. Abbiamo spedito questo miele quest'inverno nell'attesa di agosto, di avere la risposta ad agosto. Ecco. Il primo agosto è arrivata la stella e diciamo che non ci si credeva proprio perché arrivano prodotti da tutto il mondo in questo tipo di concorso, che è un concorso gastronomico legato sia al cibo che alle bevande, per cui possono partecipare produttori di tutto il mondo con formaggi, bevande e qualsiasi tipo di forma diciamo alimentare. I mieli che partecipano sono di tutto il mondo, di vari tipi, e non è sempre così facile vincere la stella, cioè di tutti i partecipanti che ci sono in questo concorso, che è un concorso legato alla qualità. Non è che tu vinci una stella al posto di qualcun altro. Il tuo prodotto viene testato alla cieca, viene assaggiato da tantissime persone che ovviamente si occupano di questo e viene valutato come un prodotto di qualità, con le stelle. Grande soddisfazione. Grandissima Gina, grandissimo Alessio, apicoltura Marangon Alessio, sulla cima del gradimento il Polesine, grazie a voi, grazie anche a Mister Caffè, grazie a tante altre eccellenze che dobbiamo in ogni caso salvaguardare e celebrare. Complimenti. Grazie mille Ciao e Gina. salve a tutti.